Abbiamo lavorato assieme con Flavio Orlando per l'appunto a Sassari e entrambi insegnavamo storia dell'arte, particolarmente storia dell'arte contemporanea. Nel frattempo lui stava già lavorando in maniera molto approfondita a questo libro, per cui partiva, delle volte non volevo ritornare perché era andato nell'archivio, vuoi di Cagliari, vuoi di Nuoro, Sassari, va bene, eravamo a Sassari. Ma ciò che era interessante e che acutamente ha sottolineato la professoressa Dora Liscia è questo fatto che trovo molto attuale, di aver portato fuori, in questo caso si parla di oreficeria e di arredi dalla Sardegna, ma di aver portato fuori lo studio di questi elementi dagli studi squisitamente etnografici. Io devo prima di tutto ringraziare l'Axit, perché l'associazione sta ultimamente facendo un grandissimo lavoro di divulgazione di tutto quello che è legato alla Sardegna, alla cultura della Sardegna, e con iniziative di vario tipo, da incontri, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, tutto quello che serve in qualche modo a far conoscere la Sardegna anche a aspetti inediti dell'isola. L'Axit si sta dando veramente un grande affare e colgo l'occasione per ringraziare. Ringrazio anche l'editore Carlo Delfino che è qui presente, ci ha voluto onorare della sua presenza. Ricordiamo che Flavio Orlando è scomparso nel 2001, aveva solo 39 anni, è riuscito a lasciare un segno indelebile per quello che riguarda la cultura e la tradizione della Sardegna. Gli studi di Flavio Orlando infatti sono da tutti considerati tra i più completi ed esaustivi per quello che attiene alla storia del costume e dell'abbigliamento, e quelli sull'abbigliamento sardo. Gli studi di Flavio appunto sull'abbigliamento sardo, al loro apparire, si sono immediatamente distinti per il taglio innovativo nei contenuti e nella ricerca metodologica rispetto a quanto fino ad allora si era prodotto. Ha messo in evidenza come certi gioielli siano assolutamente in linea con quanto veniva fatto altrove. Ad esempio, alcuni gioielli a forma di fiocco sono sullo stesso piano delle Sévigné, che erano di moda a partire dalla fine del Seicento in Francia, come indica il nome, e che poi si diffusero anche altrove. Oppure gli orecchini a girandole, che sono quegli orecchini con le tre gocce che si muovono con la prima forma di arte cinetica, a mio parere. Oppure le levante corsage, cioè tanti tipi di gioielleria che non vengono considerati alla pari di quelle francesi o italiane o veneziane solamente perché hanno un altro nome o vengono chiamate altrimenti. Ma sono gioielli di una raffinatezza incredibile che non sono limitati a una cultura locale o popolare. La presenza di tanti amici qui stasera dimostra quanto sia decorativo l'interesse e soprattutto l'affetto che legava tante persone a Flavio Orlando. Io l'ho conosciuto appunto negli anni. Grazie a voi e so che Flavio, anche se non è qui, però è qui con noi lo stesso e ci ha fatto ritrovare tante persone che ci eravamo un po' perse durante questi anni e grazie a lui, grazie a questa occasione ci siamo ritrovati.